Il focolaio tra i lavoratori della vendemmia a Valdobbiadene non registra nuovi casi. 3 i positivi sui 18 colleghi della donna di 48 anni, romena, morta di Covid nell'alloggio che condivideva con altri connazionali. Peggiorano invece le condizioni della compagna di stanza, una 54enne ricoverata in terapia intensiva. In terapia intensiva la signora rumena purtroppo è stata pronata e ha una brutta polmonite, per cui la situazione è ancora riservata. E sale a 4 il numero di pazienti Covid nella terapia intensiva del Cafoncello, perché nelle ultime ore è stato ricoverato un uomo con problemi di obesità, anch'egli non vaccinato. È una situazione molto a rischio anche lui, quindi anche in questo caso qua non vaccinato, che si decantava contro la vaccinazione e che ovviamente adesso è in terapia intensiva a Treviso. Procede intanto la campagna vaccinale. Treviso, prima provincia in Veneto, è partita oggi con la somministrazione della terza dose al personale sanitario. Il richiamo è previsto al momento per medici e operatori over 60. Abbiamo fatto un po' di nostri collaboratori, noi dovremmo farne over 60, 833, 835. In questi giorni anche le altre realtà, le altre sedi, oltre a Treviso, hanno dato la comunicazione dei giorni in questa settimana dove le persone potranno andare a vaccinarsi all'interno degli ospedali. Terza dose anche nelle RSA. Oggi è stata la volta di una casa di riposo di Castelfranco. A breve l'ULSS 2 procederà, oltre che con gli ospiti, anche con gli operatori.